eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere con noi Francesco Giacomin, direttore di Confartigianato Imprese del Veneto, qua per parlare di due appuntamenti di carattere culturale, come si può dire, un po' oltre il sindacato d'impresa. Sono due appuntamenti che si terranno a San Polo di Piave, in provincia di Treviso, il 9 e il 23 novembre, nell'ambito del premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti. Prima di arrivare lì, però, non posso esimermi dal chiedere qualcosa sulla notizia, insomma, del periodo, vale a dire il rallentamento, se non lo stop addirittura, della crescita del nostro paese, crescita che peraltro anche in tempi recenti non è mai stata entusiasmante. C'è da preoccuparsi? A lei che si occupa di economia e di imprese da tanti anni? Non è una bella notizia e più che star lì a immaginare quanto preoccuparci, vorremmo che ci fosse una reazione a quanto sta capitando. Alcune cose non dipendono solo da noi, tutta la vicenda dei dazi con le scelte americane, la crescita ulteriore della Cina con i problemi che pone a noi, la situazione europea complessiva e soprattutto la situazione italiana. Questa è più alla nostra portata. Direi che le scelte che il governo sta facendo in Italia stanno producendo un'enorme incertezza sul futuro, che sta reinnescando aspetti di sfiducia nel futuro, di poca fiducia, e quando in un paese non c'è fiducia nel futuro crescono i risparmi anche se perdono valore i titoli di Stato e non vengono fatti investimenti, neanche piccoli. Allora questo frena l'economia, frena gli investimenti perché incertezza sul 4.0, incertezza sulle grandi opere ma anche sulle opere minori. Abbiamo visto in questi giorni le vicende legate alle prospettive della TAV, quindi le opere viarie Italia e Francia. Il tutto fa un cocktail non positivo, talvolta micidiale, che non aiuta la nostra economia. È una congiuntura che sarebbe successa lo stesso o le scelte del governo sono determinanti? Le scelte del governo completano in modo positivo o negativo un quadro. Purtroppo su questa vicenda sono importanti. Non sappiamo quanto determinanti siamo dentro al problema, ma certamente importanti. Se dal governo venissero parole di positività sulle infrastrutture e sui principali lavori pubblici, venisse una conferma del 4.0, venisse una conferma degli investimenti nelle aziende per il lavoro, non quello che appare invece una maggiore attenzione ad aspetti di natura assistenziale, come se l'assistenza e il lavoro fosse fatto per decreto e non investendo sull'impresa e sull'autoimprenditorialità. Questi sono elementi abbastanza importanti, non si fatica tanto a capirli, almeno nel nord del paese e nel nord-est. Ha un senso un paragone con la situazione che portò alla nascita del governo Monti e alla precedente dimissione del governo Berlusconi? Spero proprio di no, vorremmo fare il possibile perché non ci trovassimo in quella situazione. Certo che è complicata e anche giocare con l'Europa, letterine, non letterine, luoghi comuni, il ruolo della BCE non aiuta. Sono cose serie e dovrebbero essere trattate in maniera altrettanto seria. Rimaniamo ad essere seri, però parliamo di una cosa un pochino più leggera, vale a dire questi due appuntamenti, il primo dei quali il 9 novembre è dedicato ad Ermanno Olmi, l'artigiano del racconto. Ermanno Olmi nel 1986 realizzò un docufilm sul mondo dell'artigianato veneto, ora è stato riscoperto e ritrovato e sarà presentato appunto il 9 novembre, ricordiamo Olmi scomparso, grande regista scomparso nella scorsa primavera. Sì, il venir meno quest'anno di Ermanno Olmi ci ha riportato all'86, a quegli anni, all'87, quando girammo il Veneto per presentare il film Artigiani Veneti, perché allora volevamo aiutare il racconto, oggi parleremo di storytelling del mondo artigiano, dei mestieri artigiani, e si scelse assieme alla Regione, che fu la committente dell'opera, di individuare in Ermanno Olmi lo strumento, il tramite di questo racconto del fascino anche ordinario, ma comunque del rapporto fortissimo tra artigianato, territorio, tipicità, tradizioni, e ne venne un'opera molto bella, molto dolce, che trascina con poesia durante tutto
l'ora e mezza quasi di film. Di cui però avevate perso memoria. Abbiamo ovviamente, il mondo è cresciuto negli anni 90, poi l'arrivo di internet, le tecnologie, le stampanti 3D probabilmente ci hanno distratto, necessariamente distratto. L'artigianato e gli artigiani stanno nel mercato. Però dagli anni 2000 in poi è in corso un fenomeno, partito con il sociologo americano Richard Sennett e poi con Richard Florida e altri personaggi che stanno concorrendo a rilanciare l'artigianato non tanto per le produzioni in quanto prodotto, se non invece per un pensiero nuovo, sociale, filosofico, emozionale, emotivo, che le persone del mondo occidentale in particolare hanno nei confronti di questo mondo. Quindi assistiamo a un ritorno di interesse attorno al mondo artigiano. Il successo di Homo Faber, questa grande rassegna internazionale di artigianato nella seconda metà di settembre, stupenda rassegna, ma pensavano di avere 25.000 visitatori, ne hanno avuto oltre 60.000, dà l'idea di un interesse del mondo culturale, del mondo sociale, delle scuole, in generale un ritorno di attenzione ai valori che l'artigianato, l'autoimprenditorialità, al di là della camicia di forza della legge che stabilisce chi è l'artigiano, quindi proprio l'artigianato in senso pieno, sta portando con sé. Quindi non era previsto che Ermanno Olmi ci lasciasse, ma cogliamo l'occasione per ricordarlo, ma è un periodo che, guarda caso, si sta saldando con questo fenomeno culturale di rilancio dell'artigianato. Che è un po' lo stesso che sta avvenendo anche nel mondo agricolo, insomma, la riscoperta della campagna, dei valori della ruralità. Diciamo che c'è un tema di sostenibilità e di corretto rapporto col territorio che ha molto a che fare anche con l'artigianato. L'artigianato è prevalentemente di territorio, ha rapporto con il territorio, con il suo patrimonio culturale, e da questo rapporto fa nascere delle emozioni che diversamente sarebbero non facili. Allora, l'appuntamento è il 9 novembre a San Polo di Piava e c'è prima una parte discorsiva e poi la proiezione del film nel vicino cinema parrocchiale. L'appuntamento al Parco Gambrinus. Sì, l'appuntamento al Parco Gambrinus. Ci saranno Vendemiano Sartor, che è il presidente del Confartigianato della Marca Trevigiana, Amerigo Restucci, già rettore dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, lo IUAV, poi Ludovico Bernardi, noto sociologo, Fabio Olmi, figlio del regista, e il tutto moderato dal giornalista Salvatore Giannella. Secondo appuntamento è il 23 novembre, si rimane sempre ovviamente in casa artigiana e qua si parlerà invece di un importante artigiano veneziano, un importante artigiano del settore della calzatura, anche figura molto conosciuta in città. Parliamo di Rolando Segalin. Sì, il figlio in particolare vuole continuare a far sì che l'attività e il ruolo avuto dal padre abbia un seguito, sia nell'attività dei Calegher, sia nella memoria e nello stimolo ai giovani a intraprendere mestieri artigiani del settore artistico, tradizionale in particolare. Diciamo che era un Caegher di alta gamma. Lui era un Caegher di alta gamma e un Caegher del tutto originale, perché ha scritto un libro, un'autobiografia in cui c'è della letteratura, della poesia molto bella, toccante, un libro che ha goduto poi della prefazione, dell'introduzione di Massimo Cacciari, che ha dato una sua originale e bella lettura dei significati del mondo artigiano. Era cliente di Segalin? Era un amico di famiglia di Rolando Segalin, della famiglia Segalin, probabilmente anche cliente, immagino, perché Segalin vestiva gli amici attorno a casa quanto, era un po' di gossip, quanto le principesse o le attrici americane o i potentati del mondo, e quindi da questo punto di vista nel racconto una ricostruzione anche dei suoi clienti, una lettura dei suoi clienti, ha dei pezzi molto belli, quasi poesia, sulle mani, sulle gambe delle signore o delle signorine che doveva poi calzare. Infatti ci sarà anche una lettura interpretativa da parte di un'attrice che era Stella Serravalle. Ecco, interpretativa, per dare l'idea proprio di questa figura che ha voluto mettere nero su bianco le emozioni che viveva lavorando, quindi ci ha lasciato anche una traccia di cosa significa il lavoro artigiano, il know-how, le emozioni. Molti altri lo fanno e non si mettono a scrivere
per autofotografarsi in quel momento, lui è riuscito a farlo, ci ha lasciato questo dono del libro che verrà premiato anche al Gambrinus Mazzotti con un premio extra concorso, non essendo vivente l'autore, e lo ricordiamo in particolare attraverso questa serata dedicata a Rolando Segalin, al suo libro, alle storie del Kaiser, ma anche con la presenza di Massimo Cacciari da un lato e Stefano Micelli dall'altro, una riflessione possiamo vedere anche la copertina, ne approfitto, no? del libro, visto che ce l'ha qua. Certo. Eccolo qua. Così. Prego, non volevo interrompere. E quindi una occasione non solo per ricordare e per leggere qualche passo del libro, ma anche un'occasione per parlare, come dicevo prima, a proposito di Olmi, di questa attualità sociale, oltre che economica, certamente culturale, dell'artigianato, del mondo dell'artigianato e del rapporto tra le mani e il cervello. Ci sono pezzi importanti in Richard Senn, ci sono pezzi importanti in Ermanno Olmi, che ha voluto aprire il suo film con un capitolo del Siracide, quindi dell'Antico Testamento, dell'Ecclesiastico, dicendo tra le tante cose il capitolo dedicato ai lavori manuali: tutti coloro sono gli artigiani, confidano nelle proprie mani e ognuno è abile nel proprio mestiere, senza di loro non si costruisce una città, nessuno potrebbe soggiornarvi o circolarvi. Era il 170 a.C. Quando si scriveva questo libro, voi capite la profondità del libro e l'attualità di queste affermazioni che Ermanno Olmi ha voluto mettere all'inizio del suo Artigiani Veneti, e che per alcuni aspetti in parallelo il filosofo Massimo Cacciari riprende parlando e commentando Rolando Segalin. Ecco, siamo in questa dimensione per cogliere al meglio il portato del mondo artigiano, dove l'artigiano ha la A maiuscola. E allora ricordiamo questi due appuntamenti: 9 novembre Ermanno Olmi, l'artigiano del racconto; 23 novembre Storie di un Kaiser, vale a dire Rolando Segalin, il tutto a San Polo di Piave, nel parco Gambrinus, in occasione del premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti. Grazie a Francesco Giacomin per avercene parlato, lui, lo ricorda, è il direttore di Confartigianato Imprese del Veneto. Grazie a voi, alla prossima. Grazie a te.